Anni e anni di belvedere, una bella vista sul paesaggio. Migliaia e migliaia d'anni le persone hanno visto, centinaia di colori e odori, e vicine in statue o frammenti. Ormai, dopo tutti i contadini che coltivavano e la terra con la pioggia che le rodeva, ora si può parlare di parti e frammenti di queste statue. Se i miei cari amici artigiani vedessero come sono finite le loro opere, ma non importa. Ormai per fortuna sono state riassemblate. Mi sembra ieri l'ultima volta che ho visto questi ometti costruire giganti, che poi tanto giganti non sono. Ma vediamola dal punto di vista di un uomo alto 1,40 m. Possiamo dire che queste statue di 2 metri, 2,50 m in confronto a loro sono dei giganti. Pensate a che imponenza potessero avere questi pugilatori, eroi, guerrieri, che venivano usati come guardie nelle necropoli di Montecristo. Fatto sta che i nostri giganti al giorno d'oggi sono considerati non solo patrimonio della Sardegna, ma patrimonio universale. Quindi niente paura e tornano ad ammirare i bei colori della Sardegna, il paesaggio.